Amici telespettatori, benvenuti in questa bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo di Campobello di Mazara che ha 32 anni, si chiama Giovanni e va cercando l'anima gemella. Ciao Giovanni. Ciao Alberto. Allora Giovanni, tu sei di Campobello di Mazara, giusto? Sì. Hai 32 anni? Sì. E sei alla ricerca di una donna? Sì. Alla ricerca della ragazza ideale? Certo. Allora, dimmi Giovanni, quanto tempo è che sei single? Da tanto tempo. Tipo? 3 anni. Parlando di cifre. 3 anni. 3 anni, cioè tu in 3 anni non hai avuto l'opportunità di magari, non lo so, frequentarti con qualche ragazza, qualche amica? No. E come mai Giovanni? Perché non ho trovato ancora quella giusta per me. Esatto. Ora, parlando di questa giusta che noi andiamo cercando, come dovrebbe essere? Deve essere bella, carina, deve essere alta come me, oppure che se... Tu quanto sei alto? Io 1,83. 1,83. Quanto pesi? 85 kg. 85 kg. Quindi deve essere una donna che sia alta 85 kg. Giusto? Ma se pure più magra non ci fa No, lo stesso. grossa, magra, l'importante è che sia lunga. Perché le cerchi lunghe tu. Giusto? Lungo, basta, l'importante è che ci frequentiamo, che mi vuole. Allora, parlando di quest'anima gemella che noi andiamo cercando, questa ragazza, che cos'è che vai guardando tu in questa ragazza? Cioè l'aspetto fisico, vai guardando il carattere? Tutto. Cioè vai guardando l'aspetto fisico principalmente? L'aspetto fisico. Che ti debba colpire? Certo. Esatto. Sei mai stato colpito in vita tua? Che significa colpito? Se io ti ho detto ti deve colpire, cioè ti deve colpire nel senso all'impatto. Sì. All'impatto, diciamo, in vita tua sei mai stato colpito da qualche donna? Sì. Quindi c'è stata qualche donna che ha avuto successo con te? Sì. E che cos'è che guardi in una donna per avere questo colpo di fulmine? Tutto. Cioè, ma la cosa principale, non so. Le tette. Giustamente ognuno ha i suoi le sue particolarità, è giusto? Cioè dovrebbe avere belle grosse, tettona deve essere, Tettona, sì. Ok Giovanni, ascolta, come passi il tempo nella giornata? Cosa fai dalla mattina alla sera? Per adesso niente, perché ho avuto l'incidente e non posso fare niente. Ma di solito il giorno me lo passo a casa, pulire, lavare biancheria, Sì. pulire Ti adatti? casa, sì. Lavori? No, per adesso no. Però quando lavori che genere di lavoro fai? Pulizia di casa. Pulizia di casa? Sì. E pulizie domestiche? Sì, pulizie domestiche, perché è mio grande passione, Sì. sempre. Sì. Ascoltami, io ti ho visto importunato qui nella sedia a rotella, come è successo? Cioè, che cosa è successo praticamente? E io ho avuto un incidente con mia sorella, perché stavamo venendo di Castelvetrano. Sì. Perché, Con lo scooter? Sì, stavamo venendo di Castelvetrano perché per essere l'orari a casa che c'era coprifuoco. Esatto. E stavate correndo? No. Camminavamo giuste, la nostra strada, solo che arrivando dove c'è la posta, stavamo girando a destra. E quello ci è passato da destra e ci ha preso in pieno. Cioè vi ha colpito in pieno? Sì, ci ha colpito in pieno e ci ha fatto cadere sia a me sia a mia sorella. Però siccome io mi sono fatto sta male perché mi sono rotto la gamba, però io a mia sorella ci ho fatto da scudo. Quindi praticamente la botta se l'ha presa tua sorella, cioè te la sei presa tu, anziché tua sorella. No, perché mia sorella era dietro, perché io portavo il motore. Hai avuto, mi sembra, punti? Sì, 12 punti avanti. 12 punti? Sì. Meno male che ti sei limitato a 12. Perché se erano di più, poi è arrivato a 30. Vinci la caffettiera con tutte le... No, la mucca calorina te la. Va bene Giovanni. Ascoltami, quali sono i tuoi hobby quando non hai la gamba tesa? Vabbè, te l'ho detto. Uscire, passeggiare. Fai sport? Ti piace fare sport? No, sport no. Però ballare sì. Ballare sì. Ti piace? Sì, certo, a quello mi piace ballare. Ascoltami Giovanni, un'altra cosa. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Cioè il desiderio che vorresti che nella tua vita si realizzasse? La cosa che praticamente ognuno di noi quando se ne va a letto dorme e pensa praticamente a un desiderio, perché capita a tutti, capita anche a me, perciò figurati, ognuno di noi pensa sempre al suo desiderio nascosto. Il tuo qual è, Giovanni?
avere mia madre qua con me, perché mi manca tanto, mi manca mia mamma. Tua mamma è passata a miglior vita. Eh sì, è passata a migliore vita perché non ce la faceva più, soffriva, povera donna. Certo. E mi manca perché se c'era lei capace piangeva se mi vedeva così. Certo. Ti capisco, Salvatore, però a parte questo, perché naturalmente questi sono desideri che non sono terreni, io ti parlo di desideri terreni che ci potrebbe essere magari col tempo la possibilità di realizzarli, capito? Quale sarebbe questo desiderio terreno che vorresti che si realizzasse? Il mio è che mi devo prendere la patente il più presto possibile. Esatto. Quindi il tuo desiderio è prenderti la patente e guidare la macchina, avere la macchina. Sì, perché non ce la faccio più a piedi. Certo. Perché chiedere sempre per le persone passaggi mi devono accompagnare. Almeno uno ha la sua macchina, può andare dove vuole, può fare quello che vuole, certo. Per non essere sempre disturbato dalle persone. Non è che il piacere me lo fanno sempre, perché la mia amica me lo fa sempre il piacere. Anche perché Campobello non è che è una città grande, è un paese piccolino, e quindi bene o male vi conoscete tutti. Con questa ragazza che stamattina mi ha accompagnato a lavarmi i punti, poi il giorno 2 mi deve accompagnare di nuovo all'ospedale per la dottoressa mi vuole fare vedere se posso di nuovo camminare da solo o devo ancora portare le stambelle e quest'altro. Però ora fra dei giorni mi devo levare le medicazioni che mi hanno messo le come si chiamano le cose quelle bianche, calze, come si chiama? Calze? I cirotti. Fra 2 giorni mi devo lavare i cirotti, mi ha detto che poi posso iniziare a lavarmi di nuovo da solo e questo. Va bene Giovanni. Amici telespettatori, avete conosciuto Giovanni, 32 anni, di Campobello di Mazara, che è in cerca dell'anima gemella, di una donna, della ragazza ideale o se no anche di una semplice amicizia, insomma, che lo possa far sentire bene. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente o contattarlo, non possono fare altro che o chiamare al suo numero di cellulare che state vedendo in sovraimpressione o chiamare la nostra redazione al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video. Inviate un SMS tramite WhatsApp e naturalmente vi metterò in contatto io stesso con Giovanni di Campobello di Mazara. Giovanni, in questo momento ci sono queste telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se inviare l'SMS oppure no. Vuoi mandare un messaggio particolare guardando la telecamera? Chiamatemi che io vi risponderò. Perfetto, Giovanni ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici, chiamate Giovanni da Campobello di Mazara. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Giovanni. Ciao, chiamatelo. Oh yeah.